seconda parte di Venezia 2026, speciale elezioni amministrative, con il candidato a Girmo. Quale scelta difficile o impopolare sarebbe disposto a prendere per la città di Venezia? Domanda particolare. Allora, la mettiamo così. Una persona che si ama non potrà mai avere una scelta impopolare o difficile. Dovrai sempre avere una scelta con la quale percorrere un percorso assieme. Venezia per me è una persona e io l'amo in modo allucinante e credo di essere una delle poche persone che a tutt'oggi, ogni quel giorno vado in città storica, diciamo così, soffro della sindrome di Stendhal, per cui scelte impopolari per una persona che amo, per una città che amo è impossibile. Ciò che potremmo fare in realtà è uno stimolo, tant'è che il giorno in cui ci sarà il primo consiglio comunale, noi faremo un'operazione più che pratica, mediatica. Andremo in consiglio e chiederemo a tutti i consiglieri presenti nel cosiddetto emiciclo di fare una prova di coraggio, ovvero sia chiederemo: volete rispondere ai vostri boss di partito non regionali ma nazionali e stando pedissequamente piegati supini alle loro volontà, o volete veramente il bene della vostra città e siete disposti ad andare incontro e contro ai voleri dei partiti? Perché se così farete, allora Venezia si può salvare, perché Venezia deve essere amata e per essere amata deve essere protetta e soltanto proteggendola veramente si può dare il bene a Venezia. Come pensa di reperire le risorse per realizzare il suo programma? Ora, anche a questa risposta sono convinto di dare una risposta diversa rispetto a quello che daranno i miei competitor. Ora, tutti si inizieranno a inventare storie, soluzioni, ipotesi, eccetera, eccetera. Non ci sono soluzioni tampone, ci sono soluzioni radicali. Se c'è bisogno di una cura da cavallo, bisogna fare una cura da cavallo e la cura da cavallo ha, come dicevo prima, un numero, 119. Ora, cerchiamo di entrare nel merito di che cosa vuol dire. Ora, il riconoscimento dell'articolo 119 della Costituzione fondamentalmente prevede che a determinate condizioni vengono date alle città come Venezia, in questo caso, che è unica al mondo, perché non potete dire che Venezia non sia unica al mondo, è unica al mondo, delle peculiarità e delle caratteristiche di reperimento risorse che vanno al di là dello standard operativo. Questo non vuol dire essere più fighi, più bravi degli altri, vuol dire avere una città che ha necessità diverse dalle altre e deve essere curata in un modo diverso dalle altre. È come quando si parlava di autonomia. Noi abbiamo avuto nel 2017 un referendum per l'autonomia. Abbiamo vinto col 98,1% dei voti e abbiamo avuto riconosciuta a livello, diciamo così, di volontà popolare la richiesta da parte dei cittadini veneti dell'autonomia. Sono passati quanti anni? Chi è che non ha voluto l'autonomia? Non è che non l'abbia voluto il territorio, non è che non l'abbia voluto i cittadini, non ha voluto i partiti. E ribadisco, i partiti sono sempre quelli che voi al primo turno voterete, ma vi farò una proposta alla fine di questa intervista per cercare di capire come risolvere anche questo problema. Che metodo di governo intende adottare e che tipo di squadra immagina dopo il voto? Allora, a livello utopico, a livello di sentiment, io do una risposta che do sempre, ma anche in ambito lavorativo e quindi imprenditoriale. Per me l'unico vero metodo è la meritocrazia. La meritocrazia è dare a coloro i quali sanno e hanno competenze la possibilità di poter gestire e amministrare il territorio. Nell'ambito della nostra lista abbiamo delle ottime persone che possono saper fare moltissime cose, ma io sono sicuro che stavo per dire rifondazione comunista ai fascisti, diciamo che in tutto l'emiciclo ci sono bravissime persone dappertutto. Ma veramente sono brave persone. Ho avuto modo di conoscere dei competitor, non candidati sindaci, ma consiglieri, che sono chapeau, cioè mi piacerebbe averli in azienda da me per poter parlare con loro e crescere. E questo si può fare anche in politica, basta che la gente si metta in mente di lavorare per il territorio. Purtroppo, se sei legato ad un partito, sei blindato a quel partito, non hai possibilità di scelta, perché se il partito dice di non fare, non fare. Torniamo a Venezia. Bene, io sono convinto, cosa ribadisco utopica oggi come oggi, che se io fossi veramente candidato sindaco, prenderei da tutti le migliori menti
e le metterei nei posti giusti per fare il lavoro giusto di loro competenza. Poi qualcuno potrebbe anche dire, sì, conflitto di interessi perché sto qua, sei un architetto e vado a fare i discorsi legati alle costruzioni, eccetera, eccetera. Sì, va bene, perché io devo mettere un qualcuno che ha competenze a fare quel lavoro. Nel turismo magari qualcosa saprei fare anch'io, ma ci può essere qualcuno di migliore di me. Quindi il concetto è mettiamo nei posti giusti le persone giuste e non necessariamente uno che è a destra non va bene piuttosto che uno che è a sinistra. È l'ultima domanda di questa intervista. Perché un cittadino, un elettore dovrebbe scegliere lei e non un altro candidato? Allora, dato che la risposta è troppo difficile, cerco di spiegare in un modo diverso. Mi rendo conto che non è bellissimo provare a spiegare chi è a casa per il semplice motivo che non è giusto che io mi metta a spiegare qualcuno, ma vi do un'idea. Ora, al primo turno, voi avete veramente la forza di poter dare una svolta a queste elezioni amministrative, dando per assodato che o Brugnaro, o Venturini, stessa roba, o il PD, uno dei due vincerà. Dai sondaggi sembra che si vada, anzi sembra, direi che al 99% si andrà al ballottaggio. Quindi al primo turno voi se volete, potreste dare forza a liste civiche come Resistere Veneto. Resistere Veneto in realtà non è neanche tanto una lista civica perché, se ci fate caso, noi siamo stati la sorpresa delle regionali. Oggi in Consiglio regionale c'è il centrodestra, come dicevo prima, c'è il centrosinistra e poi c'è Resistere Veneto. Bene, noi siamo la vera opposizione, siamo la voce dei cittadini. Se voi a livello comunale, amministrativo, al primo turno deste voce e voto a noi, poi al secondo turno fate quello che volete. Al ballottaggio date il voto a destra o a sinistra, tanto noi abbiamo già detto che non faremo apparentamenti con nessuno, quindi non è un problema. Quindi date il voto a Resistere Veneto, loro lasciate che se la giochino al secondo turno, ma se voi date il voto a Resistere Veneto al primo turno, date forza ad una voce che oggi voce in ambito comunale non c'è. Date forza a qualcuno che va al di là delle normali casistiche e logiche partitiche, perché oggettivamente se io devo star là a pensare che cosa portare avanti in consiglio comunale, io porto avanti soltanto le istanze dei veneti e dei veneziani. Quindi in questo caso, e badate bene, non parlo solo di Venezia città, parlo di Venezia, parlo di Mestre, parlo di Marghera e parlo della città metropolitana, che badate bene sono cose una diversa dall'altra. È come l'autonomia, dicevo prima. Perché vogliamo l'autonomia? Perché un paese come l'Italia, che è divisissimo e diversissimo, ha bisogno di gestioni amministrative completamente diverse. Stessa cosa, più in piccolo, è anche Venezia. Venezia, città d'acqua, ha delle logiche completamente diverse, ovviamente, da una città come Mestre. E Mestre ha logiche diverse da una città come Marghera. E se poi andiamo a vedere che colui il quale sarà sindaco di Venezia, in realtà è anche sindaco della città metropolitana, va sostanzialmente da Jesolo fino a Chioggia, fino al Milanese, fino alla Riviera del Brenta. Tutte situazioni distinte, diverse, con gestioni distinte e diverse a livello amministrativo. Quindi, ribadisco, al primo turno date forza a una lista civica come Resistere Veneto. Al secondo turno sbizzarritevi, divertitevi, fate andare su in quella carega il centrodestra e il centrosinistra, perché tanto così sarà, ma fate in modo che una voce diversa possa essere presente in Consiglio comunale. E quella voce si chiama Resistere Veneto. Grazie al candidato Roberto Agirmo della lista Resistere Veneto. Questa era ed è Venezia 2026, Venezia al voto. Tutte le interviste sono disponibili su Televenezia.